Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, subito i titoli di questa edizione. Palermo, Simone Glorioso non ce l'ha fatta, morte cerebrale per il 17enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la vigilia di Natale in Viale Regione Siciliana. Era una giovane promessa del pugilato. Sparatoria nel quartiere di Librino a Catania, colpo di fucile esploso contro un'auto nel tentativo di furto del mezzo. Il proprietario mette in fuga i malviventi speronando il veicolo sul quale viaggiava. A Palermo funerali blindati per il 22enne ucciso in discoteca. Intanto spunta un video che inchioderebbe il killer. Per gli investigatori l'omicidio è circondato da omertà. Qualcuno ha ripulito la scena del delitto. Fine d'anno con temperature tipiche dei Caraibi, turisti in maniche corte, tuffi al mare a San Giovanni Licuti a Catania, ma a Capodanno arriveranno maltempo e rincari nei musei. Anche i biglietti del treno aumentano dal 1 gennaio, la Regione promette una riduzione ma il Comitato Pendolari la smentisce e ringrazia per il doppio regalo di Natale, niente sconti e nuovi rincari. Sisma del 2018, consegnati i lavori per il restauro della chiesa di Santa Maria del Carmelo ad Acireale. Era stata danneggiata irreparabilmente e da allora è rimasta chiusa. A Messina troppi vigili in ferie, pochissimi gli agenti in strada e la viabilità è in tilt. Clamoroso il dato del 23 dicembre con 9 agenti presenti su 56, disposta la revoca delle ferie agli assenti. Il calcio in Serie B, il Palermo vince in rimonta e aggancia il quinto posto. La vittoria sulla Cremonese in pieno recupero porta la firma di Stulac. Dunque lo avete sentito, si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto a Palermo il giorno della vigilia di Natale. È morto anche Simone Glorioso, il 17enne che si trovava a fianco del guidatore morto sul colpo. Glorioso era una giovane promessa del pugilato e la sua morte ha scosso tutto l'ambiente sportivo. Angelo Gaiano. Non ce l'ha fatta Simone Glorioso, il 17enne rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto 3 giorni fa in Viale Regione Siciliana a Palermo, che è costato la vita anche a Michelangelo Aruta, 22 anni, morto sul colpo. Glorioso, ferito gravemente, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa ed è rimasto sotto osservazione nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. I 2 giovani la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di Viale Lazio. Michelangelo Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto, pare, da un furgone che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla, ha notato solo successivamente tracce di sangue. L'autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. È stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma. Al suo fianco c'era Simone Glorioso, giovanissima promessa del pugilato nella categoria 57 kg, era stato recentemente convocato in nazionale per un allenamento al centro sportivo dell'Esercito a Roma. L'anno prima, nella categoria 54 kg, aveva conquistato il titolo italiano. Si torna a sparare a Catania, un gruppetto di malviventi tenta di rubare un'auto e apre il fuoco in Viale Bummacaro, ma il proprietario reagisce e li mette in fuga. Sulla vicenda indaga la squadra mobile che ha sentito la vittima, Tonino De Mala. Si torna a sparare a Catania per un episodio forse legato al tentativo maldestro di rubare un'auto. Un agguato in piena regola, per fortuna senza feriti, si è verificato questa mattina sul Viale Bummacaro nel popoloso quartiere di Librino. Erano da poco passate le 5:30 quando una Fiat Panda è stata avvicinata da un'altra Panda a bordo della quale si trovavano 3 persone. Una di queste è scesa dall'utilitaria e ha iniziato ad esplodere diversi colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto la fiancata dell'auto. Il bersaglio della sparatoria ha cercato di sottrarsi ai colpi andando a speronare l'auto degli aggressori per poi provare ad inseguirli a piedi. Un'azione che ha messo in fuga gli assalitori che non si aspettavano una simile quanto temeraria reazione. Sulla vicenda indaga la polizia che ha già acquisito e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza di una farmacia davanti alla quale si è consumata l'azione armata. Secondo gli investigatori il gruppetto è entrato in azione nel tentativo di rubare l'auto ad un operatore ecologico che non si è perso d'animo mettendo in fuga i malviventi.
sopravviventi. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia scientifica, indaga la squadra mobile che ha già raccolto la testimonianza della vittima. A Palermo funerali blindati per il 22enne ucciso nella discoteca di via Calvi. Spunta un video che inchioderebbe il killer che ha sparato. Per gli investigatori un omicidio circondato da omertà. Luca Ciliberti. Un intero quartiere, il CEP di Palermo, si ferma per dare l'ultimo saluto a Lino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso nella discoteca Notre di via Pasquale Calvi. Stamattina il funerale, ufficiato in forma privata per ordine del questore nel cimitero Sant'Orsola dal parroco Don Salvatore Petralia della parrocchia di San Giovanni Apostolo, davanti ai familiari. Ieri sera amici e conoscenti del giovane si sono riuniti sotto casa per celebrare un rito laico con fuochi d'artificio e musica. Sull'omicidio continuano a emergere nuovi e inquietanti particolari. Da un video esaminato nelle ultime ore emergerebbe un audio che inchioda il minorenne, il cui fermo è stato convalidato nelle scorse ore. Al culmine di una lite si sentirebbe qualcuno pronunciare il nome del 17enne nell'inutile tentativo di fermarlo, poi si sentirebbero distintamente i 2 colpi di pistola. Nelle carte del GIP invece si legge una situazione allarmante di fronte a una vicenda circondata da un atteggiamento di radicale omertà. Perché il GIP Castiglia usa questi termini? Innanzitutto perché dalla discoteca in cui sono avvenuti i fatti non c'è stata alcuna collaborazione. Nessuno ha aperto il locale, negando persino che quella sera fosse accaduto qualcosa di rilevante. La scena del crimine è stata immediatamente ripulita. Gli agenti intervenuti nella loro relazione scrivono che il luogo dove era stato colpito Celesia è stato lavato perché si avvertiva forte odore di detergente e si notava il suolo bagnato nonostante in giro ci fossero ancora numerose tracce di sangue. E ancora ha dell'incredibile, secondo il giudice, la versione del buttafuori addetto alla sicurezza proprio di quel punto della discoteca, che dice che dopo aver saputo della sparatoria è andato a casa come se nulla fosse successo. Ha confessato Guglielmo Ruisi, 51 anni, il latitante arrestato lo scorso 23 dicembre perché ricercato per l'omicidio di Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni, avvenuto a Val Guarnera lo scorso 10 dicembre. L'arrestato ha raccontato il contesto ed i motivi che lo hanno portato all'uccisione di Scammacca, raggiunto da alcuni proiettili mentre era alla guida della sua macchina. Ruisi è accusato non solo dell'omicidio di Salvatore Scammacca, ma anche di aver causato il decesso di Nunzia Arena, la pensionata travolta accidentalmente dalla macchina guidata dal 47enne che, rimasto ferito, ne aveva perso il controllo. Un migrante morto verosimilmente per un colpo d'arma da fuoco e uno ferito a una gamba, sempre con un colpo di pistola. C'erano anche loro fra i 47 egiziani e pakistani soccorsi al largo di Lampedusa ieri a metà mattinata. Gli investigatori stanno cercando di capire, sentendo i testimoni, cosa sia accaduto, se i 2 migranti siano stati imbarcati già feriti o se i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi durante la traversata. Sono saliti a 7, intanto gli sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa, dove 24 migranti sono stati trovati anche sulla terraferma. È una notizia giunta da poco nella nostra redazione: morto Santo Castiglione, ex assessore comunale di Catania, papà del deputato regionale Giuseppe, ha avuto un infarto. E cambiamo argomento, in Sicilia il Natale ha il sapore, anzi le temperature tipiche dei Caraibi. Turisti in maniche corte, tuffi al mare, nuotate a San Giovanni Licuti. Meteo primaverile fino a Capodanno, ma il nuovo anno si aprirà con il maltempo e i rincari per entrare nei musei. Eva Spampinato. Benvenuti ai Caraibi, anzi no, in Sicilia. Qui siamo a Catania e le feste di quest'anno sono all'insegna del bel tempo, delle temperature miti, tipicamente primaverili, e dei bagni a mare, come a San Giovanni Licuti. Io ogni anno ho questa abitudine di fare un tuffetto. Io non abito più qui, vivo a Milano, quindi quelle poche volte che vengo giù approfitto per fare un bagno anche se è dicembre. I cappotti rimangono in mano, non indosso. Io sto al nord, veramente fa caldo, sembra primavera. La Sicilia non ha niente a che invidiare ai Caraibi, è bellissima. Anche per questi turisti spagnoli niente cappotto. Veníamos con abrigos muy gordos. Pero hemos dejado los abrigos. Hanno preferito lasciarlo in albergo e iniziare il loro tour delle bellezze catanesi in abiti più leggeri.
Il tempo è bello, sì, è bellissimo. Noi veniamo dalla Germania perché viviamo lì e non ci aspettavamo di trovare queste temperature. Sembra un paradiso. It's warm and it's good. I like it. E mentre c'è chi fa un selfie tenendo il piumino tra le gambe, c'è chi si affretta a riporlo dentro lo zaino. La neve è solo un lontano miraggio sulla cima dell'Etna da fotografare da Piazza Duomo. E le temperature saranno ancora sopra la media stagionale fino a Capodanno. Solo con l'inizio del nuovo anno si vedranno le prime piogge seguite dai rincari. Dal 1 gennaio aumenti in media del 30% per visitare musei, gallerie d'arte e aree archeologiche. I turisti ne approfittano ora dunque. Sono molto contenti delle temperature, delle attività da fare, sì, dell'offerta culturale. Dal 1 gennaio aumenti in arrivo anche per il trasporto ferroviario. La Regione annuncia il nuovo contratto di servizio con Trenitalia e promette una riduzione del 5% sul prezzo dei biglietti. Intanto il Comitato dei Pendolari smentisce ironicamente. Emanuela Corsi. Sono in arrivo 23 nuovi treni e riduciamo il costo dei biglietti. A dichiararlo pochi giorni fa il presidente Schifani e l'assessore trasporti Aricò per annunciare la firma del nuovo contratto di servizio della Regione con Trenitalia. Dal 1 gennaio, ha aggiunto Aricò, il costo previsto dei biglietti subirà una riduzione del 5% e resterà invariato per i prossimi 4 anni. Peccato che la famosa riduzione sbandierata dalla Regione non solo non esiste, ma dal 1 gennaio invece i biglietti dei treni subiranno un rincaro, facendo infuriare soprattutto i pendolari. Il governatore Schifani e dell'assessore Aricò parlavano di una riduzione del 5%, avendo constatato sul portale di Trenitalia che abbonamenti e biglietti in realtà non c'è nessuna riduzione, ma bensì un aumento del 5%. Guardando questa simulazione, un abbonamento da Fiumefreddo di Sicilia a Catania, andata e ritorno in seconda classe, costa 79,50 € fino al 31 dicembre 2023. L'annuale 742,80 €. Dal 1 gennaio 2024, secondo la Regione, il costo dovrebbe diminuire del 5%, invece sale a 83,50 € per l'abbonamento mensile, a 779,90 € per l'annuale. A questo si aggiunge un'ulteriore beffa. Vogliamo ricordare all'assessore Aricò che in realtà a gennaio 2023 abbiamo trovato un aumento del 10% non dovuto dall'attuale contratto e per volontà del governatore Schifani era stato previsto in finanziaria 2023 un ristoro di 3.600.000 € per azzerare l'aumento del 10%. Siamo a fine anno, ma di questo ristoro di 3.600.000 nessun pendolare ha visto un centesimo. In attesa di rimborsi e di risposte, intanto c'è una certezza: il nuovo anno nasce sotto la stella degli aumenti, anche per i trasporti ferroviari. Consegnati i lavori alla ditta che eseguirà il restauro della chiesa di Pennise da Cireale, distrutta dal terremoto di Santo Stefano del 2018. È diventata un luogo simbolo per la popolazione colpita dal sisma. Luca Ciliberti. Iniziano i lavori nella chiesa Santa Maria del Carmelo nella frazione di Pennisi ad Acireale, uno dei luoghi simbolo del terremoto di Santo Stefano del 2018. L'edificio è stato danneggiato irreparabilmente e da allora è stato chiuso. Sul sagrato della chiesa c'è una statua che è diventata simbolo di quella drammatica notte, Sant'Egidio, che la piccola comunità ha sempre considerato il protettore dai terremoti. La statua non resse alla scossa e crollò distruggendosi al suolo. Per gli abitanti fu un segno. La Chiesa per queste comunità così piccole è un punto di aggregazione fondamentale. I lavori e i soldi che vengono spesi per le chiese non si intersecano con quelle della ricostruzione privata, sono due cose che nulla hanno a che fare tra loro. Da allora tutti si rimisero al lavoro per far sì che la piccola parrocchia non morisse. Tenerla viva significava tenere riaccese le luci su tutta la comunità. Sant'Egidio restaurato tornò al suo posto pochi mesi dopo. Tra 1 anno e mezzo invece la stessa chiesa tornerà fruibile. Sarà una bella chiesa e il progetto è stato approvato a seguito di un concorso di idee al quale hanno partecipato professionisti di rilievo. Questo perché, dovendo ricostruire, quantomeno che si ricostruisca non soltanto in maniera sicura ma anche meglio. Oggi nel nuovo oratorio di via Cerami è stata siglata l'assegnazione e l'avvio dei lavori. L'importo, al netto del ribasso d'asta, è pari ad oltre 1,5 milioni di euro e quello complessivo dell'intervento è pari a quasi 2,5 milioni di euro.
C'è un ponte a rischio crollo in contrada Caos tra Agrigento e Porto Empedocle, a poche centinaia di metri dalla casa natale di Luigi Pirandello. I primi interventi di messa in sicurezza non convincono gli ambientalisti di Mare Amico. Davide Sardo. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento torna a denunciare il pericoloso ponte Caos sulla strada statale 640, arteria che collega il capoluogo con Porto Empedocle. Dopo la prima segnalazione agli organi competenti sono stati effettuati i lavori per la messa in sicurezza del ponte, interventi che Mare Amico giudica inadeguati. Questo è un esempio dei lavori che fa l'ANAS. Loro si sono resi conto che questo viadotto versava in precarie condizioni. Invece di fare una manutenzione straordinaria e definitiva, hanno messo 4 puntelli, 4 stecchini per tenere su questo viadotto. Ma dovremmo parlare anche del cemento scoppiato, dei ferri fuori. Questo ponte è a serio rischio di crollo. Il ponte, che rischia di sbriciolarsi, si trova a poche centinaia di metri dalla casa che ha dato i natali a Luigi Pirandello, il drammaturgo premio Nobel per la letteratura. Si tratta di un'arteria a servizio dell'area industriale di una grande realtà turistica e portuale, quale quella di Porto Empedocle. Ogni giorno la strada è transitata da tante auto, bus e tir che trasportano anche pale eoliche. Serve dunque un intervento immediato per mettere in sicurezza il ponte e evitare possibili drammatiche conseguenze. E arriva la replica di ANAS, che in una nota fa sapere che ha sempre correttamente effettuato le consuete attività ispettive come per tutti gli altri viadotti in gestione. Il viadotto Caos, dice ANAS, è costantemente monitorato e non è a rischio. A Messina pochissimi agenti di polizia municipale per le strade cittadine e la viabilità va in tilt. Saltato all'occhio il dato del 23 dicembre con 9 agenti su 56. Il nuovo comandante della polizia municipale ha disposto la revoca delle ferie agli assenti. Francesco Triolo. 161 agenti a casa per ferie o permessi. Il sabato nero del traffico messinese nasce anche dalla carenza di vigili urbani nel giorno più caotico dell'anno, quello della corsa ai regali. Ma è una situazione che arriva allo stretto si registra ormai da tempo a causa della carenza di personale. Sotto Natale però è stato evidente a tutti, anche al neocomandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò. Sabato 23 dicembre di mattina gli agenti per strada tra servizi viabili e sezione motociclisti erano appena 9 su 56, nel pomeriggio 7 su 19. Una situazione però non limitata a quella giornata. Questa mattina, girando per le strade della città, salta all'occhio l'assenza di pattuglie di vigili urbani, anche negli incroci più delicati del traffico cittadino, di fronte al mercato Vascono e a Piazza Cairoli. 0 vigili e viabilità che ne ha risentito. Sulle difficoltà nell'organizzazione dei servizi della Polizia Municipale hanno inciso anche gli spettacoli organizzati nell'ambito delle manifestazioni natalizie, che hanno visto la necessità di dirottare molti agenti sul turno serale, quello che va dalle 19 all'1. Per il concerto di Gabri Ponte, ad esempio a Piazza Duomo, ne sono stati necessari ben 12 per la gestione della viabilità. Ma anche senza concerti le difficoltà sono evidenti. Lunedì scorso, per esempio, nel turno di mattina alla viabilità erano dedicati 14 agenti su 111, il pomeriggio 12 su 54. Gli indisponibili quel giorno erano 86, pochi, troppo pochi, e quindi il comandante Cannavò non ha potuto fare altro che chiedere la revoca delle ferie a diversi agenti per tamponare quantomeno la difficoltà di questi giorni. Dal 1 gennaio sarà possibile presentare direttamente online i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana previsti dall'articolo 23 dello Statuto speciale. L'amministrazione regionale ha predisposto un'apposita piattaforma informatica che consentirà ai cittadini la presentazione digitale delle istanze contro gli atti della pubblica amministrazione regionale, come procedure alternative alle domande sino ad ora attuate. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, rimonta da brividi per il Palermo che batte 3-2 la Cremonese con una prodezza in pieno recupero di Stulac. Rosanero al quinto posto, Marco Gullà.
Quando gioca il Palermo non ci si annoia mai. Anche ieri, nel giorno di Santo Stefano e nell'ultimo match del girone d'andata dell'anno, il Palermo ha proseguito il suo trend. 3-2 contro la Cremonese con il gol al 96esimo di Stulak che ha mandato in estasi il Barbera. Ancora una partita pirotecnica, ancora emozioni come a Parma contro il Pisa e a Como. Un copione che cambia e viene stravolto continuamente e anche ieri è stato così. Una vittoria che permette al Palermo di agganciare proprio la Cremonese in classifica e accorciare nei confronti di Venezia e Como seconde. Al Barbera dopo pochi minuti arriva subito il vantaggio dei grigiorossi con Ghiglione e 1-0. Il Palermo però non demorde, attacca e trova immediatamente il pareggio con Nedelciauro di testa, subito parità. Ci sono occasioni, il Palermo non gioca male, ma la Cremonese quando riparte è sempre un pericolo. Così arriva la rete di Castagnetti e 2-1 per la banda di Stroppa che nella ripresa trova anche la rete del 3-1, un colpo basso per i siciliani che però si salvano grazie al VAR, gol annullato a coda. Entrano Di Mariano e Soleri, i rosanero non demordono e così dopo l'assist di Insigne Di Francesco fa buca e 2-2. Ultimi minuti, può vincerla chiunque, all'ultimo sussulto, punizione defilata per il Palermo, Stulaz la mette in mezzo, nessuno la tocca e palla all'angolino e tripudio al Barbera. È stato bello, molto bello, è sembrato veramente di tornare indietro nel tempo e questa gioia è straordinaria e quando passi attraverso qualche sofferenza riesci a rimanere solido, equilibrato, a lavorare sodo, fai questo tipo di partita, il cospetto è un avversario veramente di grande qualità, questo certifica che questa squadra ha dei valori morali, dal punto di vista tecnico-tattico altrettanti. Il Palermo vince, adesso guarda con ottimismo al girone di ritorno che inizierà il 13 gennaio, una sosta per rifiatare e chissà iniziare a sognare in grande. Superlega di pallavolo continua il calvario della Saturnia che perde 3-1 a Taranto e vede allontanarsi l'obiettivo della salvezza. E sabato al Palacatania arriva la vice capolista Perugia, Tonino De Mana. Ancora un'altra gara giocata alla pari e a viso aperto ed ancora un'altra sconfitta, ancora più dolorosa perché maturata contro una diretta concorrente per la salvezza. In Superlega si complica il cammino della Saturnia che cade 3-7-1 a Taranto e resta mestamente ultima con soli 4 punti, con i pugliesi che balzano a 9 e Cisterna addirittura a 10. Al giro di boa i castellesi sono chiamati ad un autentico miracolo sportivo come quello di battere la vice capolista Perugia che proprio sabato sarà di scena al Palacatania per la prima giornata del girone di ritorno. Finché c'è vita c'è speranza, recita un vecchio adagio e il tecnico Douglas Silva cerca di tenere alto il morale della squadra che d'ora in poi dovrà vincere tutti gli scontri diretti e strappare qualche punticino qua e là contro le big del torneo. La sconfitta di Taranto ha lasciato l'amaro in bocca con un primo set letteralmente regalato agli avversari 25-19 ed un secondo parziale più equilibrato chiuso 25-23. La reazione è arrivata nel terzo set, i colpi di Massari e Buchegger hanno il merito di riaprire la contesa per chiudere il set con il punteggio di 25-17. Sul più bello però per la Saturnia si spegne la luce. 2 errori consecutivi di Massari ed imprecisioni nei fondamentali spianano la strada a Taranto che archivia la pratica aggiudicandosi il quarto set con il punteggio di 25-23. Poca voglia di parlare negli spogliatoi e commento finale affidato a Piero D'Angelo, consigliere delegato dell'area tecnica della Saturnia. Troppi errori soprattutto nei momenti decisivi, ma noi dobbiamo già guardare alla prossima partita. Ha concluso D'Angelo, la società crede ancora nella salvezza. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.